Poi eravate aperti Sì, durante... sì. Non vi siete accorti niente? Nulla. È stata talmente rapida quello che è accaduto che non ci siamo accorti di nulla. Questo locale era aperto durante il pestaggio feroce e gratuito della Baby Gang che la notte scorsa ha preso di mira 4 persone in campo San Geremia, una zona tranquilla fino a un certo punto. Se ci fosse qualche controllo in più per quanto riguarda questa zona qua sicuramente non sarebbe male, ma cioè, non è che possiamo decidere questo, quindi io ho fatto sempre presente anche alle forze dell'ordine, ai vigili di fare dei controlli un attimino più, dei passaggi leggermente più frequenti, soprattutto nelle fasi notturne, perché comunque può sempre capitare qualche soggetto un po' particolare. L'aggressione di campo San Geremia ha scioccato e preoccupato tutti qui a Sestiere di Cannaregio. Mi pare che anche in campo San Polo a Rialto sia successa una cosa del genere. Ma cosa sta succedendo secondo lei? Quel che succede in giro per l'Italia. Cioè? Questi ragazzi che non hanno più punti di riferimento e quindi si divertono così. Beh, il gruppo fa la forza e quindi loro si sentono forti e si sentono anche in grado di poter attaccare persone da sole molto probabilmente. Perché si fanno queste cose? Perché forse anche i nostri politici si sparano a zero quando si discute di politica e pensano che questa sia la scuola che si insegna anche ai giovani, penso. Non so cosa gli passa per la mente in questo momento, cioè un periodo un po' balordo. Lei ha figli di che età? Una figlia di 20 anni e uno di 16. E che cosa le dicono di questi fenomeni? Che sono pazzi. Non comprendo. Io ho una figlia più piccola, ma non comprendo proprio. È lontanissimo dal mio modo di essere, da quello che insegno a mia figlia. Sua figlia quanti anni ha? Ne ha 9, spero bene. È un fenomeno naturalmente che non è solamente veneziano, però è come nelle periferie, insomma, stiamo diventando una periferia della nostra città.